Buongiorno carissimi amici radioascoltatori e un saluto anche a chi ci segue in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Martina Areoloni in studio per il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in Blu, curata appunto dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi siamo a venerdì 4 giugno, andiamo subito a dare uno sguardo ai quotidiani locali. Cominciamo con il Gazzettino. Andiamo subito a pagina 4 dove si parla del Covid a nord-est e quello che sarà l'annuncio oggi. Veneto in zona bianca da lunedì sarà un rinascimento, si legge in questo titolo che riporta appunto anche un virgolettato. L'RT scende a 0,64, i tassi ospedalieri a 5%, incidenza 19,4 casi ogni 100.000 abitanti. L'ufficialità è attesa per oggi, quando il ministro Roberto Speranza firmerà l'ordinanza di classificazione, ma le anticipazioni provenienti dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, pronti nel pomeriggio a comunicare i risultati del monitoraggio settimanale, dicono già che lunedì il Veneto entrerà in fascia bianca, quindi da lunedì 7 giugno. Via il coprifuoco, avanti con le aperture, come è stato nei giorni scorsi per il Friuli Venezia Giulia, che ricordiamo aperto una settimana fa. Penso che avremo un nuovo rinascimento perché abbiamo scollinato le fatiche più dure e ora ci aspetta la crescita del PIL, incrocia le dita il presidente del Veneto Luca Zaia. Per la terza settimana di fila gli indicatori veneti si posizionano al di sotto della soglia prevista per la nuova collocazione, migliorando ulteriormente rispetto alla precedente rilevazione. L'indice di contagio appunto è sceso da 0,69 a 0,64, il tasso di occupazione dei posti letto è calato dal 7 al 5% sia in terapia intensiva che in area non critica e l'incidenza dei positivi ogni 100.000 abitanti diminuisce da 30 a 19,4. Siamo abbondantemente in zona bianca, dice ancora Zaia, e con quasi 5 milioni di abitanti siamo la prima grande regione a entrarci. È un grande e bello obiettivo raggiunto, dice Zaia, pur raccomandando ancora una volta la prudenza nei comportamenti. Su 100 km ne abbiamo percorsi 99, evitiamo di fare un incidente proprio all'ultimo. E da qui ci spostiamo alle pagine che riguardano la provincia di Belluno, dopo aver letto appunto questa notizia che riguarda il Veneto e che coinvolge comunque anche il territorio provinciale. Nella prima di Belluno c'è la notizia che riguarda l'inaugurazione ieri del cantiere all'ospedale di Lamon. Post-Covid, l'ospedale a Lamon, si legge nel titolone. Inaugurato ieri il cantiere per il restauro della struttura, investimenti per 5 milioni da fondi di confine e regione, curati i pazienti che necessitano di riabilitazione dopo il virus. L'assessore Lanzarin, reperire personale resta un problema. E tra poco andremo a leggere dettagli in più su questo tema, appunto con un articolo di Eleonora Scartona alle pagine 2 e 3. La foto di copertina è dedicato al tema CC dopo lo stallo delle trattative con Embraco e si legge nel titolo addio Italcomp, la CC è sul mercato. A giorni partirà la gara internazionale per la vendita di ACC, il Ministero ha infatti approvato il bando, le speranze di mettere in sicurezza l'azienda prima di cedere al mercato è ormai quindi al lumicino. L'articolo è di Lauredana Marsiglia, andremo poi a vedere. Vaccini ai giovani, prenotazioni boom, 8.700 in sole 24 ore. Parliamo di Covid, ricordiamo che è stato aperto durante la notte fra domenica e lunedì, appunto è stata aperta la possibilità di prenotare per le persone con meno di 40 anni e i posti sono andati a Ruba e poi leggeremo l'articolo di Davide Piol. E poi ancora, Giro Under 23, spinta turistica per il Colle del Nevegal. È iniziato il conto alla rovescia per il Giro d'Italia Under 23. Venerdì 11 verso le 16 farà tappa a Pianlonghi. Un successo ed un volano turistico per il Nevegal. Artefice e Deus Ex Machina è Enrico De Bona. Andremo a leggere qualcosa anche di questo. Conferenza montagna, la provincia in prima fila. Questo lo leggeremo poi sul Corriere delle Alpi. Per quanto riguarda l'Alto Agordino c'è una notizia che riguarda la nuova centralina in Val Fiorentina, un ambiente messo sottosopra. Chi percorre la strada provinciale 20 salendo da Caprile verso Selva non avrà potuto non notare i lavori in Val Fiorentina e c'è questo articolo di Raffaella Gabrieli a pagina 12 che andremo a vedere tra poco. Riabilitazione Lamon a Nuovo. Ieri sono cominciate le demolizioni per fare posto all'ampliamento, lavori per 5 milioni, dai fondi di confine 4 milioni e 1 dalla regione. La struttura si occuperà anche del recupero di persone con difficoltà respiratorie a causa del contagio Covid.
e c'è questo articolo molto dettagliato. Con le prime demolizioni sono partiti ufficialmente i lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Lamon, che permetteranno di avere non solo una struttura più sicura e confortevole, ma anche di potenziare il numero di posti letto e ampliare l'attività di riabilitazione cardiologica e respiratoria. Ieri mattina, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarini, è stato dato via ufficiale ai lavori che si concluderanno entro il 2023. Quello tagliato ieri è un traguardo significativo per l'azienda ospedaliera e per il territorio tutto. Si tratta di una tappa importante per tutti coloro che si sono spesi per la ristrutturazione di questo ospedale, ha detto il direttore generale Maria Grazia Carraro, che ha proseguito affermando che è un percorso iniziato tanti anni fa e che oggi finalmente vede il posizionamento di un primo importante tassello, ossia l'avvio delle prime demolizioni. Come si diceva, i lavori verranno eseguiti con l'ospedale aperto, anche se l'attività verrà evidentemente ridimensionata. Per quanto riguarda i contenuti di questi lavori, sono previste varie operazioni: la demolizione del corpo C, fabbricato attualmente chiuso, il miglioramento strutturale del vecchio ospedale civile di quello più recente, la realizzazione di impianti nuovi nei piani primo e secondo, dove sarà aumentata la capienza di 22 posti letto, e poi la realizzazione di nuovi accessi e nuovi servizi a piano terra, come la realizzazione della piscina terapeutica e di accessi più funzionali. L'intervento, leggevamo prima, ha un costo complessivo di 5 milioni di euro, di cui 4 finanziati nell'ambito del progetto Sanità del Feltrino con i fondi comuni di confine, e 1 milione è stato stanziato dalla Regione del Veneto. I lavori termineranno per il 2023. Una delle anime di questo ospedale è il primario dell'unità di recupero e rieducazione funzionale, Massimo Ballotta, che ieri faticava a contenere l'emozione. Quando sono arrivato qui 27 anni fa ed è stato detto che sarebbe stato chiuso pronto soccorso ed altre specialità e che questo sarebbe stato un centro per la riabilitazione, ho visto tante facce sconvolte, racconta il medico. Ho passato ore a parlare con tutti i sanitari per far capire loro l'importanza di passare da un ospedale di emergenza a un ospedale che si prende cura delle persone, e alla fine tutti lo hanno capito. Torniamo un secondo indietro per leggere la notizia che dopo il restauro ci saranno 22 posti letto aggiuntivi. Appunto, il presidio ospedaliero di Lamon è una realtà e si potrà arrivare a 70, così in questo caso. E il presidio ospedaliero di Lamon è una realtà strategica che negli anni si è talmente potenziata da attrarre utenti da tutto il Veneto e non solo, e a dirlo sono i numeri: quasi 900 prestazioni all'anno, di cui il 30% a persone extra ULS. Per quanto riguarda i ricoveri, poi è stato espresso anche qualche numero. Nella pagina successiva si legge anche quelle che sono state le dichiarazioni, si leggono le dichiarazioni dell'assessore Lanzarin, che ha spiegato che il Covid ha peggiorato la situazione. Il nodo personale resta un dramma. Ha simbolicamente dato l'avvio ai lavori di ristrutturazione dell'ospedale appunto l'assessore Manuela Lanzarin. La pandemia ha costretto a rivedere alcune azioni, ma qui nel bellunese le cose non si sono fermate, sono andate avanti, dice appunto. L'US Dolomiti ha continuato a programmare, a progettare e a porre le basi per gli sviluppi futuri, dice appunto l'assessore regionale. E poi ancora le dichiarazioni del sindaco Ornella Noventa, del sindaco di Lamon. La scelta di trasformare da struttura generica a presidio all'avanguardia, si legge appunto nel titolo, e la scelta di trasformare un ospedale generico in una realtà vocata alla riabilitazione è stata una decisione forte fatta dai sindaci che mi hanno preceduta, ma che si è rivelata vincente, ha detto appunto la sindaca di Lamon Ornella Noventa. Una scelta, ha proseguito, che oggi rivela la sua importanza, perché grazie al coraggio avuto che l'ospedale di Lamon si è mantenuto e anzi si è potenziato, come si leggeva prima in questo articolo di Eleonora Scarton. Vaccini ai giovani, assalto al portale. Qui si parla di Covid, siamo a pagina 4. Un minuto dopo la mezzanotte era già impossibile prenotare, soltanto attorno all'1 la situazione è tornata alla normalità. In poche ore sono stati bruciati 7.500 posti, in giornata portati 8.270, a Rocca un malore per il medico impegnato nella campagna, si legge nel sottotitolo. Un minuto è il tempo che è durato il portale vaccini dell'US Dolomiti prima di andare in tilt. L'apertura alla fascia d'età 12-39 anni era attesa con ansia e in migliaia mercoledì sera si sono appostati nel sito per essere pronti a cliccare la prima data disponibile per ricevere il vaccino anti-Covid. Il governatore Luca Zaia l'aveva annunciato giorni prima: alla mezzanotte e un minuto di giovedì apriremo a tutti i cittadini con più di 12 anni.
E a Belluno appunto sono stati attivati 7.500 posti, la risposta della categoria ha spinto l'azienda sanitaria ieri ad aggiungerne degli altri arrivando a quota 8.270 che sono andati quasi tutti esauriti in meno di 24 ore. A dire il vero, solo pochi cittadini a mezzanotte sono riusciti ad accedere al sito. Infatti, dopo l'inserimento del codice fiscale, la pagina successiva indicava le sedi di drive-in disponibili, ma i posti erano già esauriti. Così segnava il portale. In realtà il sistema era stato preso d'assalto e in pochi minuti, sia quello locale sia quello regionale erano andati letteralmente in tilt, indicando appunto il servizio non disponibile, come mostra anche nella fotografia. Il server non è temporaneamente in grado di soddisfare la tua richiesta a causa di tempi di inattività per manutenzione o problemi di capacità. Per favore riprova più tardi. Poi verso l'una la situazione è quasi tornata alla normalità e qualcuno è riuscito a prenotarsi e assicurarsi un posto a giugno, mentre ieri mattina la disponibilità dei drive-in era quasi del tutto esaurita, con le prime date disponibili solo a luglio, e tutti i posti, come dicevamo e come si legge in questo articolo di Davide Piol, sono andati praticamente bruciati. Cambiamo argomento e andiamo a pagina 5. Organizzatori folgorati dal Colle. Così abbiamo preso la tappa. I tecnici del Giro conquistati da una visita a Pianlonghi, il titolare De Bona, sono arrivati e non hanno avuto dubbi. L'articolo è di Giovanni Santin. Ed è iniziato il conto alla rovescia per il Giro d'Italia Under 23. Venerdì 11 giugno, verso le 16, farà tappa a Pianlonghi. Un successo, un volano turistico non solo per lo stesso Pianlonghi, ma anche per l'intero comprensorio del Nevegal. E se di successo si tratta, esso arriva da lontano. Artefice è Enrico De Bona, amministratore della turistica dolomitica, in gestione la struttura di proprietà dell'Unione Montana Belluno Ponte. I contatti per portare la corsa rosa dei giovani nel bellunese sono iniziati tempo fa. Il primo approccio è vecchio di alcuni mesi. Enrico De Bona e Renzo Minella avevano invitato nella struttura di Pianlonghi Marco Pavarini e Marco Selleri, organizzatori del Giro d'Italia Under. Una coppia che, oltre ad aver organizzato i mondiali ad Imola lo scorso anno, è anche collaboratrice di Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, e la visita ai luoghi li ha conquistati, tant'è che appunto l'11 giugno il Giro d'Italia Under 23 passerà per Pianlonghi e per il Nevegal. Andiamo avanti e leggiamo, ci spostiamo alle pagine di Feltre, leggiamo qui un articolo che riguarda i lavori flash al macello. Sarà operativo in autunno. In estate si partirà con il cantiere per migliorare le aree interne e i soffitti. La sistemazione della zona esterna verrà effettuata solo successivamente. L'articolo è sempre di Eleonora Scarton, che spiega che c'è appunto una decisa accelerazione al programma di interventi di manutenzione straordinaria del macello comprensorale di Feltre. L'amministrazione comunale, con una delibera di giunta dei giorni scorsi, ha dato il via a brevissimo ai lavori, così da garantire la continuità operativa del sito, in particolare in vista della ripresa dell'attività autunnale. Si tratta di un sito strategico, un servizio di importanza strategica per tutto il nostro territorio e non solo, commenta il sindaco Paolo Perenzin. Ed ecco una notizia che riguarda CC, purtroppo non una buona notizia. Parte la gara di vendita, il Ministero licenzia il bando. Il sito abbandonato a se stesso dopo il mancato prestito salvezza, intanto si registra la fuga dei clienti, il silenzio del governo è una zavorra, scrive Lauredana Marsiglia. Il destino di ACC sembra ormai arrivato al capolinea. Il silenzio che dal 23 aprile pesa sul futuro del sito zumellese, ovvero dall'ultima volta in cui il Ministero per lo Sviluppo Economico ha esaminato il caso, registra in queste ore una svolta significativa. Il Mise ha approvato infatti il bando di vendita, o forse meglio sarebbe dire di svendita, visto il vicolo cieco nel quale l'industria di compressori per la refrigerazione domestica è stata gettata per la mancata concessione di un prestito da 12,5 milioni di euro. Avrebbe dovuto pensarci il governo, ma tutte le strade risolutive reclamizzate con enfasi dai parlamentari si sono concluse in un nulla di fatto. Il commissario straordinario Maurizio Castro era riuscito alle prese con la cassa vuota e i timori dei fornitori, è stato costretto a tagliare produzione e stipendi. Nel frattempo il salvifico progetto Italcomp sembra di fatto tramontato. Soprattutto dopo il cambio di rotta impresso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che l'ipotesi di public company avanzata dal suo predecessore Stefano Patuanelli ha anteposto quella di una partecipazione maggioritaria privata, ed investitori all'orizzonte non se ne vedono. Un'azienda, per essere appetibile, deve essere in salute, e ACC in questo momento è stata depotenziata dal mancato prestito nonostante un piano industriale attuato alla lettera con risultati importanti in termini di ordini e fatturati.
e il bando di vendita appunto pubblicato a carattere internazionale, ovvero qualsiasi impresa del globo potrà presentare la propria offerta. Tutto ormai sembra concentrarsi appunto su questa gara internazionale. Già da tempo su Mel si registrano interessi da parte di due società asiatiche, una bengalese e una thailandese. Il governo, ricordiamo, detiene ACC dopo l'uscita del gruppo cinese Wanbao. Andiamo avanti, ci spostiamo in Alto Agordino, Selva di Cadore, parliamo della centralina in Val Fiorentina, ruspe camion all'opera, cambia il volto lungo la strada provinciale 20, interessato il tratto che sale da Caprile, l'impianto definito di pubblica utilità servirà a produrre energia idroelettrica, spiega in questo articolo Raffaella Gabrieli. I lavori per la centralina idroelettrica cambiano il volto della strada della Val Fiorentina, ruspe e camion all'opera sulla strada provinciale 20 e sul limitrofo Torrente, un intervento che non è passato inosservato a chi percorre la strada che da Caprile di Alleghe raggiunge Selva di Cadore, movimento terra in grandi quantità, decine di mezzi in campo, tubi dal diametro di svariate decine di centimetri, un ambiente sottosopra che ha fatto indispettire più di una persona. E si parla del progetto che arriverà alla realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Fiorentina, dopo l'ok dei comuni di Colle Santa Lucia e di Alleghe, nei cui territori passeranno le condotte, era arrivato anche quello di Selva di Cadore, uno degli ultimi provvedimenti a firma dell'ormai ex sindaco Silvia Cestaro, un'autorizzazione questa vincolata però a un affitto annuale di 1.579 euro per 25 anni e all'una tantum di 145.000 euro da utilizzare poi per lavori di miglioria in altre zone del paese. E con questo articolo chiudiamo il Gazzettino e passiamo al Corriere delle Alpi, di cui andiamo a guardare subito la prima pagina. La foto di copertina è dedicata all'ospedale di Lamon, che avrà più posti letto e la riabilitazione per pazienti Covid, come si legge nel lancio che rimanda all'articolo di Laura Milano, che è a pagina 22 del Corriere delle Alpi. Il titolone di apertura è invece dedicato al futuro delle terre alte. In montagna, una task force contro lo spopolamento, in 40 al lavoro sulla proposta di legge, il ministro Gelmini pronta entro fine anno, e c'è un articolo di Francesco Dalmas a pagina 17. E poi ancora, i costruttori dicono sì alla patente a punti. Stiamo parlando delle infiltrazioni mafiose nell'edilizia, di iniziative per evitare appunto le infiltrazioni mafiose. I protocolli, i contratti e anche le patenti a punti sono strumenti importanti per contrastare le imprese irregolari a sostegno invece delle imprese vere che devono avere i requisiti e gli strumenti per realizzare i lavori per cui concorrono. E lo sostiene Antonio Livotto di ANCE, la sezione costruttori edili di Confindustria Belluno Dolomiti. La cassa edile potrà avere un ruolo di controlli. E poi ancora, sul Col Cavalieri, in questo caso siamo Belluno, villette e servizi al posto dei vecchi ruderi. Poi andremo a leggere l'articolo di Alessia Forzin. Per quanto riguarda i vaccini, anche qui è riportata la notizia di bruciati in poche ore gli 8.300 posti per gli under 40. E per quanto riguarda i rifugi, di nuovo l'allarme, rifugi in quota, mancano i giovani, manca il personale, e l'articolo è a pagina 7. Andiamo subito però a pagina 17 per la prima di Belluno, per leggere appunto la notizia che riguarda la legge sulla montagna, pronta per fine anno. Montagna, una legge per credere nel futuro, così eviteremo la fuga dei cervelli. Gelmini affida il compito a un gruppo di 40 esperti, si parte dai 140 milioni per le green communities, l'articolo di Francesco Dalmas. Entro l'anno il governo presenterà una legge sulla montagna che avrà l'obiettivo di contrastare lo spopolamento delle terre alte. Lo ha annunciato Maria Stella Gelmini, ministro per gli affari regionali, al tavolo tecnico-scientifico, tra esperti, del quale fanno parte anche i bellunesi Andrea Ferrazzi e Sergio Pra, il primo direttore di Confindustria Belluno Dolomiti, il secondo in quanto presidente di una società di impianti, la Alleghe Funivie. Il problema della montagna è la fuga dei giovani e lo ha spiegato puntualmente Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, presente online al tavolo per l'Unione delle Province. Dobbiamo trovare servizi in più per permettere ai ragazzi di restare qui, ha detto. Belluno per esempio non ha l'università. Meritoria in tal senso l'iniziativa di Confindustria di portare la LUIS.
Ora dobbiamo passare alla mappatura dei problemi, dalla mappatura dei problemi all'individuazione delle soluzioni. Per questo motivo, ha detto la Gelmini, abbiamo ritenuto prioritaria l'istituzione di un tavolo tecnico-scientifico nazionale per la montagna composto in un'ottica multidisciplinare, quindi da ricercatori, giuristi, professionisti, associazioni di categoria che operano in montagna. E il ministro ha annunciato anche la nascita di 30 Green Communities che, pur essendo già previste dalla legge finanziaria per il 2016, non avevano finora trovato alcuna concretizzazione sotto il profilo della programmazione finanziaria. E come leggevamo prima, ci sono Ferrazzi e Pra nella squadra, ricordare i sostegni per non disperdere risorse. Tra i 40 saggi della montagna ci sono anche il direttore di Confindustria Andrea Ferrazzi e una new entry Sergio Pra. Ferrazzi infatti è da tempo che rappresenta le istanze dell'imprenditoria sul fronte delle terre alte, è direttore di Confindustria Belluno Dolomiti, e Sergio Pra, presidente di Alleg Funivie, sottolinea che c'è l'esigenza di un riordino complessivo di tutte le forme di sostegno per le terre alte, per non disperdere appunto le risorse in rigagnoli. A Belluno, ecco la notizia che riguarda Col Cavaliere. Via i vecchi ruderi sul Col Cavaliere, area riqualificata con servizi e villette, adottata la variante al piano urbanistico. L'idea è di 10 anni fa, previsti anche l'allargamento di via Sanfor e un marciapiede. L'articolo è arricchito da materiale fotografico ed è di Alessia Forzin. A 10 anni dalla presentazione del primo progetto sta per partire la riqualificazione di Col Cavalier con la demolizione del complesso dell'ex ditta Burigo e la costruzione di 6 villette. La variante al piano urbanistico attuativo è stata adottata dalla Giunta il 3 maggio, fino al 10 giugno la documentazione sarà a disposizione del pubblico, dal 10 al 30 giugno si potranno presentare opposizioni e osservazioni. Con la variante quindi le villette saranno realizzate lungo via Sanfor e alle pendici della collina e atterreranno per la maggior parte sull'area dove si trova il complesso della ditta Burigo. Con questa operazione si va ad eliminare un compendio degradato inserito in un contesto ambientale di grande valore e si mostrano anche gli immobili da demolire nelle foto che sono appunto queste, scusate, che sono appunto questi nella foto alla sinistra, e qui c'è il rendering con quelle che saranno le villette che andranno appunto a essere realizzate. Andiamo avanti, ci spostiamo appunto a pagina 22 per quel che riguarda l'ospedale di Lamon. Più posti letto nel centro di riabilitazione, accoglierà anche i pazienti post-Covid, aperto dall'assessore regionale Lanzarin, il cantiere da 5 milioni di euro per potenziare l'ospedale di Lamon, notizia che leggevamo prima sul Gazzettino, una buona notizia per il territorio bellunese. Andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di notizie, poi il nostro tempo a disposizione è quasi finito. Spostandoci a Livinallongo, il castello di Andrazze è già aperto, allungheremo la stagione. L'Istituto Ladino Cesa De Gian vuole valorizzare giugno e tutto il mese di ottobre. In programma un concerto serale e una dimostrazione di fabbricazione di chiodi. L'articolo è di Lorenzo Soratroi. Il castello di Andrazze punta ad una stagione di apertura più lunga, sfruttando la tarda primavera e l'autunno. Il 2 giugno, in anticipo di almeno 3 settimane rispetto al consueto, l'antico maniero ha infatti aperto alle visite. Lo scorso anno, a causa dell'emergenza sanitaria, vennero staccati circa 1.000 biglietti in meno rispetto agli oltre 5.000 delle passate stagioni, e per quest'estate poco cambierà nelle regole di accesso e sicurezza. Le visite saranno sempre contingentate e anche gli eventi culturali si dovranno tenere nel rispetto delle ormai note regole. L'Istituto Ladino, che gestisce il castello, guarda avanti e pensa di allargare sempre di più la stagione di apertura. Quindi ha già aperto a partire dal 2 giugno e continuerà, tempo permettendo, fino al 31 ottobre. Leggiamo l'ultimo articolo e poi chiudiamo. Stiamo parlando di Alverà, che adesso è più sicuro con i lavori antidissesto. La colata dal cristallo, il comitato per la salvaguardia del villaggio tira le somme dei cantieri regionali, rimaniamo sul pezzo affinché si possano dormire sonni tranquilli. L'articolo è di Alessandra Segafredo.
Si spiega che procedono i lavori ad Alverà per mitigare il dissesto idrogeologico. Sulle opere finanziate dalla Regione realizzate tramite i suoi bracci operativi, che sono Unità Organizzativa Forestale Regionale, Genio Civile e Veneto Strade, vigila il Comitato per la salvaguardia del villaggio di Alverà, nato dopo la tragedia del 2017. Ricordiamo che nella notte tra il 4 e il 5 agosto appunto del 2017 dal cristallo partì una colata detritica, una mole immensa di materiale che fece esondare i torrenti Bigontina e Rio Gere, togliendo la vita alla dottoressa in pensione Carla Catturani, travolta mentre tornava a casa con la sua auto. In questi giorni il Comitato ha inviato una lettera ai residenti per fare il punto sulla situazione. Nella missiva si sottolinea il ruolo di mediazione e vigilanza del Comitato e come si sia intervenuto anche sulle aree della Boa Granda e sulla Rosa de Costalares, dove da oltre 30 anni nessuno eseguiva nemmeno una manutenzione della zona. E con questo articolo il nostro tempo a disposizione è finito, vi aspettiamo puntuali domattina alle 8:30 sulle frequenze di Radio Piave, pochi minuti dopo in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Grazie di nuovo a tutti per l'ascolto, un sereno venerdì e un buonissimo fine settimana, ci rivediamo prestissimo, grazie.